Eder, Mech, Pallister. Non so niente, ero via da qua 4 giorni, per cui non posso dire una parola. Che parola dico? Non occorre parlare tanto, perché è quello che io avevo da dire, l'ho detto tutto la mattina dopo in questura, per cui è stato detto, scritto, e di novità non ci sono purtroppo. Io me ne sono scappato proprio per evitare queste cose, per non dover sottostare a, non dico interrogatori, perché per amor di Dio, però è un concetto di inutile parlare di cose già dette fino a quando non ne escono di nuove. Le nuove devono uscire entro 2 giorni. Io aspetto la verità, appunto, ma tanto la verità è abbastanza lineare, non se ne scappa. No, la verità è che deve venire fuori per filo e per segno cosa lei ha fatto tutto il giorno di martedì, o il pezzo di giornata di martedì che le è rimasto. Vogliamo dire, anziché fare quello che doveva, cioè andare alla team come ha detto, e venire a casa mia tra le 9:30 e le 10, punto, cosa che non è successa. Io di più non posso sapere, è chiaro, è tutto detto e scritto. Io ho fatto più di un messaggio, più di una chiamata, 3 o 4 in tutto, e nessuno ha risposto. È chiaro che tutto finisce là, purtroppo per me. Dopodiché c'è una saracinesca chiusa che si deve riaprire quando viene fuori la verità, che io spero prestissimo. Non posso non preoccuparmi, è chiaro, se doveva venire che non è venuta, un perché deve esserci. Non solo, non c'era neanche nessun messaggio, né niente, una risposta, cioè è rimasto tutto chiuso, muto, alle 8:22 di martedì. Ecco perché non c'è tanto da dire, se vogliamo. Questo è, qualsiasi spiegazione può essere fasulla, fuorché ha il suicidio al quale non ho mai creduto. Ti ha mai parlato del rapporto che aveva con Sebastiano? No, più di tanto no. No, veramente no, niente. Secondo te lo voleva lasciare? Probabilmente sì, ma è stato già detto anche questo. Probabilmente sì, ma adesso lei non è qui per confermare o smentire, per cui non serve parlarne purtroppo. Ma io preferisco non dire più di tanto, quello che devo dire l'ho già detto, soprattutto alle autorità giudiziarie, e non voglio dire altro. Quando sei andato tu in questura per la prima volta? Mercoledì, la mattina successiva, io mi sono presentato in questura, ho parlato per 3 ore, per capirci, mi hanno tenuto là, non mi hanno tenuto, cioè io ho detto tutto quello che pensavo di dover dire in merito alla faccenda della scomparsa di una signora che doveva essere qua a casa mia la mattina precedente alle 9, diciamo 9:30, 9:15, 10, in quella mezz'ora, ecco, col ritardo che doveva fare. Non è successo e io subito dopo ho cominciato ad allarmarmi, è chiaro, perché passa le 10, per le 10:30, l'ora era tarda, ho cominciato prima a fare dei messaggi che non sono stati mai letti sul suo cellulare, poi a chiamare, mai una risposta. Al 4° messaggio del pomeriggio e alla 3ª chiamata mi ha risposto il marito e io mi sono in qualche maniera allarmato perché i 4 messaggi non sono stati mai aperti. Per cui io giustamente, lo avrebbe fatto chiunque penso, ho chiamato i vicini di casa che conoscevo benissimo, che sapevo che per racconti suoi di lei facevano spesso anche delle gite assieme in bicicletta, eccetera, cioè erano degli amici comuni, chiamiamoli così, di informarsi, insomma, perché poteva stare male, poteva essere giusto di tutto, se vogliamo. Mai più avrei pensato che lei era scomparsa. Era loro, come vicini di casa, sono andati, infatti non l'hanno trovata e sono rimasti in contatto con il marito per tutta la sera, non essendo lei comparsa o ricomparsa entro le 9, 9:30, 10, quello che poteva essere. Lo hanno convinto di andare a sporgere denuncia di scomparsa, che era evidente ormai. Ho sporto denuncia di scomparsa e io la mattina dopo, siccome mi hanno avvisato, guarda che lui ha fatto denuncia di scomparsa, bene, io avendo nel mio telefonino, cosa che poi è stata appurata dalla polizia, è chiaro, i miei messaggi, le mie chiamate, se io non fossi andato da nessuna parte, ma era anche per rendere pubblico il come che dovevano svolgersi i fatti, cioè lei doveva venire qua come tutti i martedì o quasi dei mesi precedenti, non dopo le 10, ecco, diciamo, dopo le 10, 10:30, ma mi sono preoccupato soprattutto perché i miei messaggi e le mie chiamate non trovavano risposta. È chiaro che uno si preoccupa. Siccome mi aveva detto alle 8:22, mi ha detto passo per la via Battisti a Trieste e devo fare un'operazione, non mi ha detto cosa. Lì non è venuta
è stato più che sufficiente per mettermi in allarme, diciamo, ma ho pazientato ancora alcune ore perché appena il pomeriggio io ho chiamato questi amici comuni e il pomeriggio chiamati gli amici, loro sono andati a verificare in casa, lì non c'era, hanno aspettato quella e di là è partito tutto, insomma. Questo è l'inizio della storia, se vogliamo. Com'era Liliana? Sana, più che pacata, più che consapevole di quello che faceva. Ecco perché io escludo per conto mio un eventuale suicidio. Il punto in cui viene ritrovata Liliana, per te e lei aveva un significato particolare? No, per me no, per lei aveva un significato che andava spesso a passeggiarci. Mi raccontava, infatti aveva trovato passeggiandoci, era un parco bellissimo se vogliamo, e lei passeggiando ha trovato più volte proprio gli amici vicini di casa di cui si parla, perché avevano 2 cagnoline alle quali era anche lei affezionata, per cui li trovava, si giocava con i cagnolini, me l'ha detto più volte. Se lei si fosse suicidata, dove? Dove è stata trovata? Sembra di no. Ma se lei si fosse suicidata subito, va a suicidarsi dove è stata trovata, e sembra che quel corpo non era lì da 20 e più giorni. Tutto là, non dico altro. Nella sua famiglia c'erano tensioni legate a questioni economiche. Quando Lilly si confidava con me, mi raccontava che il figlio di suo marito Sebastiano, Pier Giorgio, domandava sempre soldi. E lei non voleva. Questo era motivo di tensioni e litigi sempre più frequenti con il marito. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.